Allora, del Tiene è venuto il portiere Nicola Comin, al quale giro immediatamente i complimenti a lui e a tutta la squadra. Ma più che a me i complimenti vanno fatti sicuramente alla squadra, che ha fatto una prestazione eccellente, migliore ancora di quanto non dica il risultato. Io ho negli occhi i primi 15-18 minuti dove abbiamo preso la capoclassifica schiacciata là con un 3-0, 4-1. Quindi ragazzi fantastici, squadra brillante, lontana parente della brutta squadra scesa in campo sabato scorso a Breganze. Questo è il Tiene che conosco io e questo è il Tiene che, se gioca così, può veramente mettere in difficoltà chiunque. Ci siamo poi un po' persi, abbiamo fatto qualche errore difensivo, li abbiamo rimessi in partita, però anche lì la bravura poi è stata, ok, la partita non era semplice come il primo tempo, però anche sul 4-4 abbiamo lottato contro la prima della classe e li abbiamo riallontanati con un perentorio 7-4, quindi bravi Esattamente. tutti, soprattutto, ripeto, complimenti ai ragazzi, dopo la partita difficile di Breganze è stato un bel segno. C'è anche da dire che con questa prestazione avete riscattato le due volte che siete scesi qui in pista al Ceccato, un po' deludenti, diciamo, le partite in casa, e avete riscaldato i cuori del pubblico, vi ha applaudito proprio tutto l'ultimo minuto finale. Sì. Penso sia una bella soddisfazione. È stata una bella soddisfazione, poi quest'anno c'è anche una nuova generazione di ragazzini, c'è un bel lavoro col mini hockey, l'Under 9, l'Under 11, l'Under 13, il lavoro di Luoti, ma anche di Mr. Retis, di tutto il settore giovanile, e si vede anche il sabato perché i bimbi poi vengono volentieri con i genitori a vedere la partita e quindi c'è un nuovo ambiente, una nuova tifoseria anche per il Tiene e siamo tutti contenti se riusciamo a fare delle buone prestazioni, insomma. Non resta che augurare una buona continuazione e un in bocca al lupo per i prossimi incontri. Crepi. Grazie e a risentirci.